Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura invita un'amica in auto per ripararsi dalla pioggia e la violenta. È successo a Capodorlando nel Messinese. Ai domiciliari un 61enne, dopo l'abuso tra l'altro avrebbe continuato a perseguitare la vittima con messaggi e pedinamenti. Momenti di tensione all'ospedale dei bambini di Palermo, dove un cardiologo è stato aggredito dal padre di un piccolo paziente infuriato per i presunti ritardi nelle cure. L'uomo lo avrebbe spinto contro un muro scatenando il caos nel reparto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'azienda sanitaria ha espresso solidarietà al medico e condannato ogni forma di violenza contro il personale sanitario. Era stata condannata a 6 anni per non aver protetto la figlia dagli abusi del compagno, ma è stata assolta perché il fatto non sussiste. La 26enne di Noto non aveva denunciato per paura di ritorsioni e di perdere la bambina. La Corte d'Appello di Messina, su richiesta della Procura Generale di Catania, ha riconosciuto la sua innocenza restituendole la possibilità di riabbracciare la figlia dopo anni di violenze. Maxi sequestro a Caltanissetta di oltre 7.000 articoli di Halloween tra maschere, costumi e decorazioni privi delle indicazioni obbligatorie su origine e sicurezza. I prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati ritirati dal mercato. Per i commercianti previste sanzioni fino a 25.000 euro. È in chiusura il meteo, giornata grigia domani sull'isola. Protezione Civile ha diramato allerta gialla in 6 province, escluse Trapani, Caltanissetta e Agrigento. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì 3 novembre alle 13:30. Buona serata.